Dimentica le domeniche noiose. In Sicilia l'autunno aveva un solo nome: la scampagnata a montagna. Ma non era solo una gita. Il vero tesoro? Le castagne profumate dei monti Nebrodi e dell'Etna, dolci e uniche, niente raccolta facile. Si apriva il riccio con la pietra o con il tacco dello scarpone, una vera tradizione. E mentre i bambini scorrazzavano, mia madre, l'esperta, raccoglieva le verdure selvatiche preziose. Ma chi poteva, faceva la vera pazzia. Arrivare fino al casale Floresta Perù Crastagneddu, il castrato di pecora arrostito sulla brace, accompagnato da olive schiacciate, conserve contadine, pane rigorosamente fatto in casa e vino novello della zona. Una festa dei sensi. Un rito, un sapore che non dimenticheremo mai. Questa era la nostra vera ricchezza. E tu? Qual è il tuo ricordo più bello di Sicilia? Scrivilo nei commenti.